Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Allora, il libro della copertina azzurra, per ovvi motivi, però secondo me, per quello che sono riuscito a capire, ci sono tanti colori all'interno, tante sfaccettature e devo dire la verità, mai come oggi sono veramente curioso di ascoltarvi per cercare di capire se ho veramente capito fino in fondo tutto e capire cosa ci sta dietro. Questo è un libro, secondo me, scritto in maniera molto intelligente. Perché? Perché ti dà la possibilità di fermarti a riflettere tantissimo, però lo fa anche, innanzitutto, con una scrittura molto veloce e per quanto mi riguarda è un grandissimo pregio. E poi è intervallato da momenti di grande comicità, anche esileranza. A me la figura principale è questo famoso ragionier Regno, che è un po' lo spettro di tutti coloro che hanno la partita IVA, perché normalmente se devi partire per le ferie o prima di Natale ti arriva la classica mail del commercialista, e quando ti scrive il commercialista purtroppo non sono né gli auguri di Natale né buone vacanze, sappiamo già che o è da pagare o da pagare a rate, raramente ci sono i rimborsi, e anche se sono rimborsi sono sempre dei compensi, quindi non li vedi mai questi soldi. Quindi il libro è organizzato con questo grande viaggio tra interiore, terreno, e devo dire la verità, quando l'ho chiuso una risata, un sorriso sul volto mi è rimasto. Quindi ho tante cose in sospeso che sono proprio curioso questa sera di cercare di comprendere, quindi non vi tolgo più tempo e lascio la parola all'autrice e a Elisa, che ci porteranno insieme in questo viaggio. Vi ricordo che il 30 avremo il piacere di presentare un altro libro di Irene Jurovic, giusto? L'ultimo battito, quindi vi aspettiamo, sperando che non ci sia il terrorismo del tempo che purtroppo va a incidere sulla nostra cultura. Grazie, buona serata. Grazie Assessore. Allora, è un piacere avere qui a Cervignano Francesca, anche se avremmo voluto accoglierla con qualche persona, un pubblico un po' più numeroso, ma insomma pochi ma buoni, no? Con la positività che contraddistingue sempre la collega, affrontiamo insomma anche questa bella presentazione con un sorriso e con appunto la positività. Lei è una scrittrice, una poetessa, e già qui è una cosa meravigliosa, ce lo faremo poi raccontare, una sceneggiatrice, è una giornalista con un master in programmazione neurolinguistica, in neuroscienze, ma anche pratiche contemplative. Insegna comunicazione e scrittura all'Università di Udine, comunicazione pubblicitaria all'Accademia di Belle Arti di Udine. È autrice di è autrice di tante cose, ma questo è il suo primo romanzo. È un romanzo articolato, un romanzo profondo, una storia anche divertente, perché insomma ci sono delle parti veramente godibilissime. Francesca racconta la storia di Celeste Corradini, è un racconto autobiografico per tanti aspetti. Celeste Corradini, che può apparire una donna anche goffa, insomma, no? In certi atteggiamenti, ma è una donna profonda, una donna che ha tantissimo da dare, che deve scontrarsi con le difficoltà quotidiane, a cominciare proprio come citava prima l'assessore, dalle telefonate del commercialista Cevino di Fano, dice sempre questo Ennio alla fine delle sue mail, dove ricorda a Celeste i pagamenti, insomma, no? Le carte bollate con cui appunto ci scontriamo tutti ogni giorno. Celeste Corradini lavora con partita IVA, quindi affronta anche le difficoltà, insomma, di chi deve lavorare appunto in questo modo, in un mondo sempre più difficile anche dal punto di vista lavorativo. E poi c'è la parte affettiva, che anche quella è godibilissima, insomma, la parte sentimentale, tanti uomini, insomma, no? Che però lasciano poco segno, insomma, no? Ci faremo poi raccontare dall'autrice. Celeste Corradini, appunto abbiamo detto, è in parte alter ego di Francesca, dell'autrice. Questa è una ricerca spirituale, lei è una ricercatrice spirituale, bella e giovane, ma molto insicura, no?
nei movimenti quotidiani. La scrittura è una scrittura assolutamente ritmata, pagina dopo pagina, nell'onda di email, liste della spesa, note esistenziali, ma anche telefonate con l'amica, no? Questa Melli, questa Melissa, che è una figura speciale, insomma, poi non voglio dirvi troppe cose. Si racconta appunto e ci racconta di se stessa, è una ricerca interiore, un libro, dicevo, molto profondo, che ci aiuta anche a ritrovare la positività anche quando siamo, lo dicevo prima a Francesca, stiamo attraversando dei momenti difficili. Francesca, io comincerei, se sei d'accordo, con la lettura, proprio perché penso che renda sicuramente tantissimo. Allora, cominciamo, noi lavoreremo con lettura a doppia voce, perché è più, insomma, più diretto, ecco, facciamo arrivare in questo modo. Dunque, cominciamo con le pagine 54 e 56 e c'è un dialogo tra Celeste proprio e Melissa. Allora, pagina 54, eccono qui. Buonasera, grazie, così faccio la prova. Tanto prima, Francesca. Sentite? Io credo di sì. Perfetto, bene, grazie anche della presentazione, l'ho tanto apprezzata. Questa è la parte veramente più bella, non solo della mia giornata, ma del mio mese. Sono veramente contenta di essere qua e mi state veramente regalando la parte veramente più autentica di me che in queste pagine emerge e adesso vedremo tutto come. Una medium dalla Francia, hai detto? Esattamente, Charline la Charmante, la numero 1 in Europa. Capisco. E sentiamo, chi è che vorresti interrogare nell'aldilà? No, non posso invocare gli spiriti che voglio, sono loro che si manifestano in base ai miei quesiti, secondo la loro specializzazione, lavoro, problemi sentimentali, salute e così via. Ah, certo, sono io scema a non saperlo, quindi a cosa ti serve? Si capisce che non hai mai chiesto un consulto. Scusa Celeste, generalmente i consulti si chiedono ai medici, a meno che la tua Charlize Charmante non interroghi i trapassati dell'albo degli psichiatri. Attenta a non offendere il mondo dell'invisibile, che è potente e pericoloso. Comunque Charline, non Charlize. Charline, giusto, e che quando sento Charles mi viene in mente quella gnoccolona della Teron. Comunque va bene, ti ascolto, non vorrei che le anime dell'oltretomba, detti anche gli mortacci miei, o come le chiami tu, l'entità dell'occulto, mi guffassero proprio in questo periodo, già sono ai ferri corti con Daniela. Colpa di sua figlia. Mi dispiace. Ma non dovevamo vederci tutte e tre la prossima settimana per le presentazioni ufficiali? In teoria sì, stiamo a vedere. Speriamo si aggiusti tutto, fremo all'idea di conoscere la tua compagna. Comunque, tornando al discorso esoterico, attraverso la medium avrò dei suggerimenti sulla strada da intraprendere, forse gli spiriti mi prediranno il futuro. E dimmi, quanto ti costa questa Charlize? Charline, non Charlize. Rispetto al beneficio che mi apporta, direi pochissimo. Melissa alzò le sopracciglia e, scusazio, non petita, 50 euro? Perché vuoi sapere il tariffario di Charline e non mi chiedi piuttosto il suo curriculum medianico? Il curriculum medianico, questa me la devo segnare. Quanto sgancia la Charline? 80 euro? Scusa, ma se vai da un consulente ne cerchi uno bravo, no? 100 euro le dai? Uffa, va bene, ti accontento. Sono 120 euro seduta. Sì, guarda, ti faccio io una buttata di carte e ti concedo pure lo sconto. Cristo santo, Celeste, siamo alle solite, ti fai fregare da chiunque. Posso comprendere il tuo scetticismo, non sei spirituale. Io non sarò spirituale, ma almeno non butto via i soldi. Se tu ne avessi, fra l'altro, come sei con il conto in banca? Mi stai facendo il terzo grado? Non credo di doverti rendere conto delle mie entrate e uscite finanziarie.
Io ho almeno una preoccupazione affettuosa per te, a differenza del direttore del credito cooperativo, a quello sì che devi rendere conto. Melissa, mi stai provocando oppure l'euforia da dottorato in economia? Diciamo che è deformazione professionale amicale, con quel tocco paternalistico che mi riesce così naturale. Allora, dottoressa, propongo di continuare il pericozzo sul mio budget davanti a uno spritz-aperol che generosamente offrirai tu. Ma promettimi niente mastrini o file Excel da compilare. Hai dovuto insistere, ma accetto, per questa volta niente compiti né computi. Siamo qui o scendiamo al bar? Scendiamo, così fumiamo. E da quando hai interdetto le sigarette in casa tua? Dalle 22:58 di ieri sera. Ho paura di chiederti cosa sia successo la notte scorsa. La luna piena è in Ariete, ideale per chiudere con le brutte abitudini. In tal caso dovresti smettere di fumare, Celeste. È nelle mie intenzioni, infatti. Diciamo che ho compiuto il primo passo, bandendo il fumo dalle mura domestiche. Usciamo, dai, sia mai che rimanendo qui troppo a lungo la mia aura si ripulisca tanto da farmi passare la voglia di bere o di fumare. Già mai. Ecco. Sì, sentite che è molto godibile, insomma, anche proprio il modo di scrivere, anche i dialoghi. Questo è appunto un dialogo tra Celeste e Melissa, questa amica speciale con la quale Celeste ha un rapporto quasi simbiotico, e parlando appunto con l'autrice, con Francesca, le ho chiesto chi rappresenta la figura di Melissa. Sì. Allora, come dicevi tu, questo romanzo ha uno spunto autobiografico. Diversi anni fa mi sono trovata in un momento molto difficile nella mia vita in cui ho praticamente perso tutto: lavoro, affetto, casa. E in quel momento lì avevo una scelta: o soccombere o rinascere. Attraverso la scrittura di questo libro, che si è trasformato, nel senso che la prima stesura era in realtà quasi uno sfogo, però mi è servito molto per prendere le dovute distanze da ciò che accade rispetto a quello che sono io e a rielaborare quello che mi era successo, finché l'ho trasformato in una commedia. Melissa è la maggior parte di questi personaggi sono realmente esistiti e esistono tuttora. Naturalmente li ho anche un po' esagerati nelle loro caratteristiche, alcuni ovviamente sono inventati, alcuni no, si rifanno a delle persone che ho conosciuto e che purtroppo non si sono comportati molto bene. Ma questa metterla nell'ironia della vita, perché quello che ho imparato anche rispetto a questo master che citavi in neuroscienze, mindfulness e pratiche contemplative, che ho frequentato appunto un centro buddista dove ho studiato e ho praticato, oltre alla mia pratica che in realtà è ventennale, dove ho capito quanto era importante questo distacco, che non è un distacco di indifferenza, anzi io sono particolarmente sensibile, ma è un cercare di non identificarsi con ciò che accade, ma con quello che si è dentro. Melissa è una persona a me molto vicina perché è mia sorella, che mi ha aiutato in questa fase della mia vita, ma proprio anche con la sua essere distante da me su certi aspetti, molto pragmatica, quindi magari il mio essere probabilmente anche un po' troppo idealista su un mondo, cito anche qui Candide di Voltaire, no? Quindi così un po' naif, credere in tutte le persone che incontro, il fatto di avere una persona che ti riporta anche nella pratica della terra, la via giusta è quella dell'equilibrio. E in questo libro la protagonista fa questo viaggio di consapevolezza. Io qui chiaramente cito un mondo esoterico che comunque conosco perché ho studiato e lo esagero, no? Quindi questa Celeste si affida totalmente
al mondo dell'invisibile perché ha bisogno che qualcuno le dica che cosa fare. E visto che nella realtà le cose non funzionano come lei vorrebbe, e lei stessa è molto lontana da un concetto di sana autostima, perché vive per un ideale di donna che probabilmente non esiste, cade continuamente. Questa ricerca di consapevolezza di sé, questo risveglio del potenziale che una persona ha dentro, nonostante il mondo ti dica no, è una risorsa che è utile a tutti, io credo. Quindi questo libro vuole un po' così dare un orientamento a non importa quello che succede. Io l'anno scorso ho avuto anche la perdita di mia mamma, quindi è stato un anno molto difficile. Però con questo sguardo che ho imparato ad avere, dove c'è sia la sofferenza sia la bellezza insieme. L'anno scorso, ad esempio, questo ricordo in cui avevo mia mamma che stava veramente male, eravamo quasi alla fine, e un'alba che io ho visto meravigliosa, con un cielo rosa spettacolare. Ho detto, nello stesso giorno io vedo la cosa più brutta della mia vita, è una cosa meravigliosa. Saper stare, no? E quindi non lasciarsi così prendere dalle cose che accadono è un qualcosa che tutti possono fare. Ovviamente ci vuole introspezione, distacco e quella che i buddisti chiamano compassione verso anche se stessi, no? Quindi questo desiderio che tutti abbiamo, da un lato di essere felici, dall'altro di liberarsi dalla sofferenza. Che poi è fragilità, ma anche una fragilità, dicevo, ma anche una forza grandissima, perché tu, nel personaggio di Celeste, lo dimostri, no? Ci sono difficoltà che tu superi pagina dopo pagina, insomma ce lo racconti, con una consapevolezza anche, no? Di te stessa, che non manca mai. Anche questa figura, no? della cugina, che tu che l'autrice, il personaggio di Celeste, insomma, sente così pesante, no? Perché sembra quasi inarrivabile, no? Sia come donna che come persona arrivata, insomma, dal punto di vista professionale, molto bella, insomma, e quindi l'ideale sostanzialmente, che poi però dalle pagine si capisce che tanto ideale non è, perché insomma una persona poi che butta via, no? Gli abiti, insomma, griffati, insomma quasi con sprezzo, insomma, no? Ne ha talmente tanti che non ne ha bisogno, insomma ci fa un po' riflettere anche questo aspetto. E quindi questo continuo rincorrere, poi però arriva a un certo punto in cui si capisce, anche se Celeste non lo dice apertamente, che forse ha trovato la sua dimensione, non c'è più questo desiderio di raggiungere, no? questa figura femminile, che poi è un po' qualcosa che abbiamo un po' tutti, no? Che magari anche in modo inconfessabile ce l'abbiamo all'interno. Poi tu a un certo punto vai da questo sacerdote, insomma, e glielo confidi, no? Sai che c'è, io provo dell'invidia, insomma, per questa persona. Poi insomma, lo leggeremo anche il passo, è godibilissimo anche questo. E quindi Celeste ci ricorda, è una donna che ci ricorda appunto le nostre difficoltà, le nostre fragilità. Mi ha colpito però, come ti dicevo, Francesca, la figura di Melissa, con la quale ha Celeste un rapporto quasi simbiotico, al contempo anche conflittuale, no? Sono due donne diverse ma anche molto simili. C'è un punto in cui le due litigano, perché Celeste, insomma, la consiglia di non... Di fare attenzione, insomma, al rapporto con Daniela, questa compagna appunto che ha Melissa, e invece Melissa raccoglie questa come quasi un atto di gelosia, insomma, nei suoi confronti, no? Allora, come tu dicevi prima, questo romanzo ha anche questo aspetto. Allora, prima hai detto che io insegno comunicazione. Io ho studiato comunicazione e ho fatto un master in questo. Allora,
In questo libro, in realtà, che è godibilissimo, vengono rivelati i problemi di comunicazione tra coppia e tra amicizia. Il fraintendimento tra le persone che vengono appunto, che ci sono in questo libro dall'inizio alla fine, è un problema di comunicazione. Quindi come dico le cose, non tanto il contenuto, ma anche come le dico. E qui in realtà è tutto molto studiato. Le mail che dicevi che sono scritte, i litigi, no? Quindi è anche un po' un guardare a fondo in cosa io dico, in come lo dico. Quindi ci sono questi scontri proprio perché c'è un livello di c'è una incomunicabilità e una incapacità di comunicare, soprattutto il proprio sentire, e c'è invece bisogno di farlo, ma come? In un modo gentile. Quindi c'è anche questa, alla fine Celeste riesce, cioè non è un romanzo che ha un lieto fine, che c'è la relazione d'amore, c'è il riscatto di se stessi, che è un primo importante passo, perché poi il libro si apre a anche una continuazione di queste avventure, però c'è questa presa di consapevolezza e viene fatto anche attraverso una trama, che c'è la trama di Celeste e poi un'altra trama che è quella della psiche di Celeste, che io metto in scena. Ci sono i personaggi, c'è Iago, che è questa voce interiore martellante che ha la Celeste, che le dice che non è abbastanza, che non vale abbastanza, che non va bene, che sbaglia. E poi c'è la parte energetica, che arriva da un background di studio di yoga, quindi per lo yoga ci sono dei canali energetici nel nostro corpo, sinistro e destro, quindi polmonare e solare, un po' lo yin e lo yang, che io metto in scena. Quindi questi sono due canali che diventano due personaggi molto divertenti e simpatici, che raccontano come si sente. Quindi ce n'è uno che non sta bene, il canale energetico destro, che quindi è reso che fuma, beve, è grasso, gioca con la PlayStation invece che fare il suo lavoro, no? Quindi fa stare bene Celeste. E quindi è un gioco in cui quello che Celeste fa è quello che viene rispecchiato nella psiche. Quando Celeste inizia il cambiamento, perché fa tanti comunque lavori, sia spirituali, sia anche di un altro tipo, un po' alla volta questi canali riprendono forza e vigore e lei a un certo punto, con questa sua cugina che è quello che lei vorrebbe essere, fino a un certo punto, perché appunto questa persona poi non è assolutamente etica, prende la forza di sostenere una conversazione dove vince nella conversazione. Però si vede che lei si riscatta in quel modo lì, no? Quindi questo è un po' il gioco, no? del romanzo, e appunto ci sono moltissimi dialoghi, anche perché così il lettore in realtà comprende un po' una sorta di realtà oggettiva, perché il narratore è filtrato dalla psiche di Celeste, quindi non è attendibile. Con i dialoghi il lettore è ben consapevole di quando Celeste è nella verità, quando invece vede delle cose che non esistono, soprattutto nelle relazioni sentimentali, o quando veramente procrastina, fugge dalle cose, no? Quindi non vede il problema. E Melissa dice: sì, ma il credito cooperativo però cosa ti dice? No? Quindi c'è questo ritorno costante. Sì. Ma leggiamo proprio un altro dialogo tra Melissa e Celeste. Sì. Ecco qui. Questo è un altro bel dialogo proprio delle pagine 87-89, in cui Melissa e Celeste sono al telefono, no? Stanno parlando al telefono. Aspetta un attimo che metto gli auricolari, sono in macchina. Ecco. Scusa, ma non hai il Bluetooth? Sì, ma non ha mai funzionato. Ma lo hai configurato? Cosa vuol dire?
Celeste, sei un disastro con la tecnologia. Disastro. Diciamo che non sono una nativa digitale. Comunque sono migliorata. Saresti migliorata da quando, per aprire un account Gmail, volevi affidarti a una società di software, scusi. Sì, era tanto tempo fa. Saranno trascorsi 3 mesi al massimo. Ok, cambiamo discorso. Ad esempio, è possibile che ogni volta che porto a lavare la macchina, dopo mezz'ora piova? Ma ti avevo detto di vedere il meteo prima di avventurarti all'ACI. Sai che non guardo la TV. Veramente basta un'app. Non so scaricare le app. E torniamo da capo, sei proprio migliorata, Celeste, davvero. Comunque ho visto la tua chiamata persa di prima, cosa vuoi? Ah, sì, giusto. Notiziona. Sta a vedere la fake news del momento. Volevo dirti, Melissa, che nel giro di poco tempo vivrò finalmente la relazione dei miei sogni. Questa sì che è una notizia. E sentiamo, chi te lo ha predetto, la maga? No, la maga ha detto che le mie carte dell'amore sono ambigue. Ho interpellato una medium divinatrice. Ah, ecco, tutt'altra storia allora. Ma la divinatrice, quella brava? Eventualmente per la prossima volta potresti affidarsi a una ruspice. Dicono che le interiore degli animali rivelano davvero molte verità. Oddio, davvero? Esistono ancora? No, fortunatamente si sono estinti prima ancora della caduta dell'impero romano. Illuminami sul tuo presunto prossimo marito. In pratica, dopo che avrò letto i libri che ho comprato oggi, arriverà Mr. Darcy. E chi li ha scritti? La pronipote della chiaroveggente di fiducia di Jane Austen? Che scema sei. Certo che è proprio impossibile trovare parcheggio oggi con questa pioggia. È la terza volta che faccio il giro dell'isolato. Vabbè, fai 2 passi. Sotto la tempesta? Così mi bagno i capelli e mi collo il mascara? Giusto, problemi seri. Ma quindi questi libri? Ah, sì, vedi, mi sono resa conto che ultimamente ho solo letto romanzi con protagoniste femminili deluse dall'amore. Un'estate senza uomini, Cherie, l'amante. E dal momento che sei a memoria, orgoglio e pregiudizio. In effetti avrei potuto rileggerlo. E invece hai comprato le tue solite americanate che promettono di risolvere la vita in 10 mosse, vero? Tu non apprezzi il mio spirito di iniziativa. E poi, questi funzionano sicuro. Ce n'è uno che si intitola Come incontrare l'amore con la A maiuscola. Ah sì, l'ho visto nella vetrina della libreria per allocchi, in periodi di sconti, quella ai prezzi maggiorati. Beh, non era proprio una libreria. Sono andata al mare, sai, in quei negozi, bar, edicola, bar, cianfrusaglie, in quei posti dove vendono di tutto. Hai fatto 150 km per comprare libri inutili. Beh, non potevo mica rischiare di mettere a repentaglio la futura reputazione del mio nome e della mia faccia chiedendo fatture in una libreria di Udine. Un giorno sarò una scrittrice famosa. E poi non sono inutili. Se riesco a cambiare le mie convinzioni sull'arrivo dell'anima gemella prima che Venere esca dalla mia prima casa. Celeste, ti do un consiglio, anziché andare in giro per il Triveneto a spendere soldi per acquistare carta straccia, vedi di impiegare il tempo in maniera migliore e soprattutto di non farmi perdere il mio a parlare di stronzate. Ecco, anche si vede la delicatezza, no? In raffronto di Celeste con la schiettezza di Melissa, che è molto diretta, insomma, e questo fa bene però a Celeste perché la scuote e Celeste ha bisogno di essere scossa in certi momenti, Francesca. Sì, volevo proporti di leggere un altro bellissimo passo dove Celeste ha un dialogo, perché ci sono anche, è tanto, come diceva appunto l'assessore, ci sono tanti personaggi. Ad esempio c'è questa lavandaia cinese che è proprio la commessa della lavanderia cinese, che però è saggia, come la parrucchiera cinese, è saggia e dà dei bei consigli, come la massaggiatrice cinese, perché Celeste non ha soldi e quindi cerca di spendere poco. Esatto. Ma queste persone in realtà hanno una saggezza. Allora vi volevo, è brevissimo ma secondo me è carino. Lavale o saltolia? Lavare, grazie. Tu bella, sempre tanti vestiti, tanti uomini? No, veramente solo tanti vestiti. Questo slano. Avevo un compagno una volta. Anch'io avevo marito, ma ora sola. Davvero? Meglio così, stufa di cucinare e pulire e basta. No soldi e fare amore solo quando voleva lui. Esattamente come me il professore. Adesso ho la mia lavanderia. Anch'io ho la mia attività. Meglio lavorare che servile marito. Già, hai ragione.
la pensiamo allo stesso modo. Sai cosa ti dico? Una sera di queste, quando finisci, passo di qua e ci beviamo una birra cinese. Meglio Splitz. Ah, va bene. 5 euro. Tieni scontrino, domani pronto. Grazie. Per caso, sei parente di Xian, la parrucchiera? Parrucchiera a Udine Centro? Sì. Xiang è mia cugina preferita, non come sorelle, noi come sorelle. Ah, vorrei poter dire altrettanto di me e mia cugina Letizia. E Letizia è proprio quella, la cugina di cui appunto parlavamo prima. E, Francesca, in questo romanzo, dunque lo abbiamo accennato, si affronta un tema particolarmente attuale, che è quello legato alle tante difficoltà dei liberi professionisti in possesso di partita IVA. Quello che emerge è anche la fatica di chi desidera vivere una vita creativa come Celeste, vivere di passione del proprio lavoro, di impegno, e che è paragonabile a una fonte luminosa, no? Una sorgente d'acqua che però appunto viene trasportata nella realtà, nel quotidiano. Lei cerca di spiccare il volo, cerca di sognare, di trovare insomma l'energia, di vedere altri mondi, però c'è sempre questo Ennio che le dice: guarda che insomma Melissa che le parla del direttore del credito cooperativo che poi ti chiede insomma conto, e poi questo Ennio che le dice: c'è vino di fa, bisogna pagare le fatture, no? Sì, c'è un po' una critica in realtà alla società contemporanea da questo punto di vista, perché io appartengo appunto al mondo dei giovani non più, comunque al mondo dei creativi. Io sono una scrittrice, mi occupo appunto di comunicazione, però in realtà ho studiato tanto e studio ancora, e scrivo 8-9 ore al giorno e lavoro anche fine settimana, però sono sempre comunque una precaria e veniamo poco valorizzati noi creativi, e comunque anche tu sei una giornalista e hai fatto fatica anche tu. Quindi in realtà il lavoro intellettuale e questa creatività, che è importante, io faccio lavori per clienti molto importanti, ma cambio il destino di aziende, perché se io scelgo il nome giusto, se io scrivo il contenuto nel modo corretto, se il mio slogan fa comprare il prodotto, io faccio fare tanti soldi alle persone, però il mio lavoro non è in Italia, attenzione, non è così considerato, perché io ho un'amica che ad esempio si è trasferita negli Stati Uniti e mi ha detto: vieni qui, perché non solo c'è proprio anche la considerazione, no, del lavoro delle persone che pensano, che studiano, che creano, no? Quindi è anche volutamente piccola denuncia, tra virgolette, però volevo dire questa cosa qua, no? Perché è importante ed è così, e questa è la vita di tanti di noi. Io non ho figli, ma io ho colleghe che hanno figli che hanno fatto fatica dopo, perché un momento e sei fuori dal mercato, nessuna tutela, no? Quindi non è facile, e questo volevo sottolinearlo. Lo dicevamo prima, Francesca, in questo romanzo spicca anche l'escamotage narrativo della voce interiore della protagonista, si chiama appunto, come dicevamo prima, Iago, no? Che è un po' di tarparle le ali, no? E quando lei insomma parte, lui no, insomma la fa riflettere e le porta anche un po' di ironia, insomma un po' di negatività, no? E Iago è questa voce autosabotante interiore che abbiamo un po' tutti, no? Nei momenti di difficoltà. Perché questa scelta di raccontare insomma questa voce e darle insomma, un posto di rilievo? Sì, perché allora intanto ce l'abbiamo tutti, no? Quindi abbiamo tutti questa vocina che tenta di boicottarci, chi più chi meno, e Celeste l'ascolta, cioè, all'inizio è succube di questa voce, poi nel tempo, e si capisce, questo Iago, questo ego non funzionale alla salute psicologica di Celeste non sparisce, ma il suo potere diminuisce.
Questo è per dire che noi in realtà abbiamo un grandissimo potere, che è essere in grado di cogliere quando abbiamo un pensiero che non ci fa bene, che non ci aiuta, e lasciare che se ne vada, o comunque depotenziarlo, no? Quindi ho voluto proprio metterlo, che diventasse un personaggio, e ho scelto proprio Iago perché secondo me è proprio il malfidato consigliere, e poi c'è un passo in cui cito Shakespeare, ovviamente se uno non l'ha letto, non l'ha letto, però è fondamentale, no? Ma perché questo Iago c'è e fa del male a Celeste? Non lo sappiamo, ma c'è, però possiamo non cancellarlo perché è nella nostra psiche, ce l'abbiamo dentro, però possiamo limitarlo, tenerlo a bada, semplicemente lasciarlo stare, no? E quando arriva dire ecco è lui, ma non lo ascolto. Però ho voluto proprio metterlo in scena un po' per rendere anche il romanzo un po' originale, no? Nel senso che è comico quando magari non lo è, però questo Iago effettivamente è presente, è forte, potrebbe anche essere uno dei protagonisti, anche se alla fine chiaramente ci si concentra su altro, però lui è un gioco importante perché quello che anche la Mal consiglia, c'è una scena in cui ad esempio lei fa shopping e Iago le dice le cose che non deve fare, quindi spendere più di quanto guadagna, ed è Iago, ma si prende perché si lascia influenzare, no? Quindi c'è anche il punto di quanto quello che pensano gli altri è più importante di quello che pensiamo noi, e quanto questa voce interiore sia autentica per il nostro bene o sia altro, no? Quindi questo è quanto. E poi ci sono Ida e Pingala. No, adesso leggiamo proprio un passo. Sì, Ida e Pingala, che appunto sono questi canali energetici. Esatto. Che sono in realtà diventati dei personaggi. E che annunciano l'arrivo del Daimon, no? Proprio leggiamo questo passo in particolare a pagina 204-205 del romanzo di Francesca Cerno. E quindi il grande principe azzurro ha detto sì? Non si usa più bussare, Pingala? Scusa, è che sono iperagitato, Ida. L'avevo capito, Celeste è in palestra dalle 7 di questa mattina. Appunto, mentre tu te ne stai tranquillamente seduto a bere caffè. Veramente sono nel bel mezzo del Chanoyu, l'antica cerimonia giapponese del tè, un momento contemplativo e meditativo da non sottovalutare nel raggiungimento dell'illuminazione. Ma non vedo i biscottini al burro. Mi sto esercitando per l'arrivo del Daimon, Pingala, o vuoi offrirgli pane e salame? Allora è accettato! Evviva, evviva! Smettila di saltellare in giro per i meridiani e renditi utile, prepara la stanza azzurra e non dimenticarti i fiori freschi. Sì, signore. Ah, divina gioia, che grande momento! Ma dimmi, Ida, come farà il grande principe a risvegliare la vocazione di Celeste? Dovrà liberarla dalla torre o le darà un bacio? Oppure sconfiggerà un drago sputafuoco in un duello all'ultimo sangue? Che sia il caso di donare a Celeste una mela avvelenata? O le devo procurare un arcolaio? Ma che scemenze stai dicendo, Pingala? Non sono mica in una favola, non siamo mica in una favola, non in questi termini, ma comunque potrebbe succedere nei modi più disparati. Dobbiamo aspettarci un momento topico per Celeste, che tuttavia potrebbe nascere da un episodio poco piacevole per lei. Una reazione a un evento inaspettato e catastrofico? Tipo un terremoto, uno tsunami, una tromba d'aria che le distrugge la casa e la macchina? Non necessariamente disastroso, ma segnante, utile a farle accogliere il destino cui è chiamata. Nei tarocchi di Jodorowsky si rappresenta con la torre. Capito. E Iago? Sarà sopraffatto ed è già provato dalle forze messe in campo da Celeste. Comunque, nel momento in cui seguirà la sua vocazione, Iago non avrà più tutto questo potere. Morirà? No, questo non è possibile, ma il grande principe farà emergere il sé superiore di Celeste. Così Iago sarà confinato nelle segrete e noi faremo la guardia affinché non riemerga in tutta la sua potenza distruttrice. Tutto chiaro adesso. Bene, ora vai. Un'ultima cosa, Ida. È bello questo principe del destino? A chi somiglia? Brad Pitt, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio? Pingala, non eravamo d'accordo che avresti disdetto l'abbonamento a Sky? Sì. Lo farò appena sistemata la stanza azzurra. Promesso? Promesso. Ma quindi
Non dirmi che il Grande Principe assomiglia a George Clooney, è troppo vecchio per Celeste. Sparisci, pingala. Appunto, anche questo dialogo fa capire proprio la differenza, no, fra questi due poli che per Celeste insomma sono importanti quanto la voce di Iago. Poi c'è il rapporto con l'altro sesso. Ci sono questi uomini che faticano a relazionarsi, a trovare una loro dimensione nella vita di Celeste. Emerge la fragilità di questa donna, ma anche la grande forza d'animo, anche nel relazionarsi proprio con l'altro sesso, che sembra quasi essere in difficoltà, faticare a stare al passo con questa bellezza che è prima di tutto intellettuale, oltre che esteriore, di Celeste. E li mette in difficoltà obiettivamente. Sì, Celeste non è fortunata in amore, incontra uomini che sono dall'impianto narcisistico, lei soccombe perché non ha questa forza interiore e comunque ha questa idealizzazione per l'uomo, no? Per questa figura maschile. Lei in realtà sta cercando conferma di quello che è nell'altro sesso e questo non funziona, non va bene e si vede per come ci sono delle relazioni. Allora c'è una relazione di cui si intravede il passato, quindi Celeste aveva un compagno, infatti poi quando dice la lavandaia, ma avevo ma ora non più, ha chiuso una storia che pareva anche essere positiva, perché è arrivato questo professore di cui appunto si racconta il passato, dove che in realtà l'ha ingannata. Quindi c'era quest'uomo che aveva una moglie con cui lei comunque ha avuto una relazione che tante promesse ma poi ben servito. Poi ci sono delle relazioni invece con uomini che sono degli amici che a volte sembrano diciamo archetipicamente di mutaforme, no? Quindi sì, ma invece poi sono veri amici, no? Quindi c'è la parte dell'amicizia che è forte perché aiutano Celeste nella difficoltà, mentre le relazioni sentimentali, e c'è questo innamoramento per quest'uomo che poi invece sarà il compagno della cugina, dove Celeste ha gli occhi a forma di cuore e non vede la realtà, non vede. E questo un po' vuole essere così, un modo scherzoso, ma anche un po' così, un'attenzione che se uno non ha, se cerca la validazione nell'altro, poco funziona. Quindi c'è anche questo aspetto volutamente rimarcato e poi il fatto che lei comunque non è questa bellezza, poi in realtà non è che sia brutta, però non è così fantastica e viene fuori anche scene un po' ridicole, no? Dove qualcuno le fa notare alcune cose, però è anche questo, no? Non importa, c'è qualcos'altro che conta e che deve venire fuori. E poi abbiamo citato di nuovo Letizia, che compare, come abbiamo anticipato prima, anche nel dialogo tra Celeste e il prete, Sì. che è divertentissimo, insomma, nella sua particolarità, insomma, Sì. no? Perché fa riflettere. Sì, perché appunto ci sono tanti personaggi, c'è la medium, c'è la maga, c'è anche una situazione in cui Celeste va a farsi leggere le carte e anche lì c'è molto da ridere. Poi arriva questo prete di cui leggeremo, che in realtà è saggio. E adesso vediamo che cosa succede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Da quanto tempo non si confessa? Da quanto tempo è che non si confessa? Sto pensando, non ricordo. Sicuramente è stato dopo la cresima e prima della relazione con il professore. Ah no, aspetti, quando stavo ancora con Filippo mi sono confessata. 100%. Io e lui andavamo a messa almeno una volta all'anno. Poi l'ho lasciato e con lui pure la chiesa. Ma sono molto spirituale, Mi interesso di astrologia, teosofia, tarocchi, meditazione, studio filosofia orientale, esploro lo spiritismo e il mondo dell'occulto in generale. Per l'alchimia invece è ancora troppo presto, immagino. Vabbè, diciamo che saranno trascorsi un paio d'anni dal mio ultimo atto penitenziale per intercessione di un prete. Signorina, lei è cattolica?
Lo ero. Bei tempi. Ah, la gioventù. Quanta innocenza. Sa com'è? Poi si cambia, voglio dire. Sarebbe bello che una penitenza, e con tutto il rispetto per lei, signor parroco, la sua assoluzione mondasse la mia colpa e mi ripulisse dal karma. Ma ahimè, sappiamo bene che non è così. O in questa vita o nelle prossime sconterò tutti i peccati che ho commesso, in pensieri, parole, opere, omissioni. Perché si trova qui esattamente? Vede, io adoro Gesù, è il mio mito. Vorrei davvero essere come lui, riuscire a digiunare per 40 giorni e smaltire tutta la ciccia, non cadere in tentazione con uomini impegnati e soprattutto guardare mia madre e pensare perdonala perché non sa quello che dice riguardo a Letizia. Letizia è mia cugina, la famosa attrice della TV, la Corradini, ha presente? Ma quella della serie Don Marco? Esattamente. Sì, ho capito, mi sembra brava. Ecco, vede? Ci si mette anche lei adesso. Sono io qui il figlio, il parodico, la bene della situazione. Non l'ha capito? Comunque sì, è brava. E io, invece di essere orgogliosa di avere una cugina piena di grazia, come si converrebbe a una buona cristiana, sono arrabbiata. Anzi, furibonda. Adesso le rivelerò qualcosa di abominevole. Si prepari. Ma sono qui per spiattellare la verità. Con chi posso farlo altrimenti? Io e Melissa non ci parliamo più. Chi è Melissa? La mia amica del cuore. Ma è lesbica e promiscua. Per voi è il demonio. Ora, possiamo tornare al discorso su mia cugina? Prego. La verità, tutta la verità. Nient'altro che la verità è... Pronto? Vado, Vada. Sono invidiosa. Ecco, l'ho detto. Sono invidiosa, molto invidiosa, invidiosissima di Letizia, direi verde d'invidia. Peggio della strega gramigna, confesso. Può abbassare la voce, questo è un luogo sacro. Ah sì, certo, mi scusi. È che ho Marte nella mia seconda casa e sono sul piede di guerra. Ma ho bisogno di sfogarmi. Sono consapevole che tutto ciò è disdicevole. Mi sento in colpa per quello che provo, ma non posso farne a meno. Ah, sono una persona orribile. Padre, la prego, dica qualcosa. Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio con il quale foste degnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Che belle parole. Dalla lettera di San Paolo Apostoli agli Efesini. Posso farle una domanda? Certo, chieda pure. Il signor San Paolo, come mi suggererebbe di reagire se sapesse che quell'egoista schifo... che mia cugina mi ha fregato Stefano? Chi è Stefano? Il mio vicino di casa, il mio futuro fidanzato. In che senso futuro? Per la teoria dei mondi paralleli contemplata dalla fisica quantistica avevo delle speranze, capisce? Inconfessabili, ovviamente, finora. Forse più che con me dovrebbe parlare delle sue frustrazioni con uno psicologo. Dice? Sì, anche perché lei non è credente, se ho ben capito. Adesso mica mi darà dell'eretica, no? Concordo sul fatto che Gesù sia figlio di Dio, ad esempio. Ho qualche perplessità sulla verginità della Madonna, però credo negli angeli, ma non nell'inferno. O meglio, credo che l'inferno sia la vita qui, sulla terra, di samsara in samsara. Lei non apprezza il dono della vita? Credo di no, padre. Non più. Posso darti del tu? Sì. Come ti chiami? Celeste. Ah, un nome importante, spirituale. Davvero? Oh, magari fosse così, padre. Perché se devo dirla tutta, e qui potrebbe arrivare la scomunica, sono in collera con Dio. E per quale ragione? Per essere stato ingiusto con me. Tutta quell'abbondanza di bellezza, talento e prosperità alla personificazione di Sodoma e Gomorra. Lei non si immagina quante ne combini Letizia. E io, che cerco di elevare il mio spirito, di purificare la mia anima, mi ritrovo con la cellulite, una brutta bestia, mi chiede pure alle suore del convento qui all'angolo. Una mediocre creatività, faccio nomi per i Viagra biologici e con tutto il rispetto per la sua castità, e il 70% della miseria che guadagno finisce all'agenzia delle entrate. E non mi dica che gli ultimi saranno i primi, perché ho un'altra cugina più piccola di me, quindi tecnicamente sono nel mezzo. Mi ha sentito? È rimasto sgomento? Gliel'avevo preannunciato. Altro che anima celestiale, non c'è nulla di spirituale nella mia persona. Sono una peccatrice.
Ti va di fare una passeggiata nel chiostro? Quel tuo Marte urlante disturba i fedeli in preghiera. Staremo in silenzio, così forse acquieteremo anche lui. Sì, Quando la tua mente si sarà calmata, ti siederai su una panchina. Quello sarà il segnale e solo allora potremo conversare. va bene. Eccomi padre. Com'è andata? Beh, i primi 3 giri li ho fatti correndo mentre urlavo "Ti odio Letizia!". Sì, ho sentito. Poi mi stava per venire un coccolone e così ho rallentato. Devo smettere di fumare. Comunque, lo sfogo mi è servito, mi sono ripresa, la mente si è svuotata e durante gli ultimi 4 giri non mi si contraggeva più lo stomaco immaginando mia cugina Letizia. Bene, e ora dimmi Celeste, di cosa nutri anima e pensieri? Mm. Stai mangiando generosità, bellezza e profondità? Ti nutri di egoismo, intolleranza, miopia, amarezza, presunzione, superficialità, paura. Ultimamente la seconda. Se accogli pensieri degradati, questi ti faranno come loro. È quello che sostiene Luisa e lei. Chi? L'antesignana del pensiero positivo, ma non importa, continui. Se accogli i pensieri del Vangelo, pensieri di bellezza, questi ti renderanno la ragazza dalla bellezza e della tenerezza, le due sole forze grazie alle quali questo mondo verrà salvato. Bisogna sempre guardare al bello in questo mondo, con gratitudine. Questo è un atteggiamento spirituale. Grazie padre. Non c'è di che, figliola. Magari torno a messa una di queste domeniche. Ah, ti farebbe bene. Comunque nel frattempo lascio il contatto di una psicologa. Mia sorella nello specifico, forse ti potrà aiutare. Ah, che Dio la benedica. Questo dovrei dirlo io. Ah, ha ragione. E adesso mi dica che sono assolta. Ti ricordi l'atto di dolore? Sì, Recitalo con il cuore. lo farò. Intendevo adesso. Ah, sì, ma certo, va bene. E questo appunto era il dialogo, anche questo è particolare perché c'è questa Celeste che cerca di far capire insomma questo suo disagio, questo prete che cerca in qualche modo di guidarla ma con difficoltà perché appunto Celeste è credente ma fino ad un certo punto. Per quanto riguarda appunto questo particolare aspetto, Francesca, perché hai deciso di raccontarcelo in queste pagine attraverso il dialogo con il sacerdote? Allora, questo passaggio dove in realtà si dice tanto, no? Perché attraverso la confessione, quindi a un certo punto Celeste, le provate tutte, dice vado da un prete, cosa posso fare? Questo bisogno di andare comunque ancora a avere un consulto, in realtà è un passaggio chiave, perché il prete molto saggio cerca di farla un po' calmare e poi le dice questo è il biglietto dello psicologo, perché Celeste fa tante cose e va anche dallo psicologo, ci sono tante cose che le fa, quindi noi non sappiamo in realtà se una cosa, perché il romanzo si basa su un incontro iniziale con una sciamana che poi la Celeste dovrebbe rincontrare, ma ci sono impedimenti. Poi la incontrerà e succederà qualcosa in questo incontro, che è un incontro che io ho avuto, quindi è vera questa cosa qua, ho incontrato una sciamana. Quindi c'è la sciamana, c'è però la psicologa, c'è la prendersi finalmente la responsabilità delle proprie azioni, ci sono le amicizie che comunque l'aiutano, ci sono una serie di cose, però e poi ognuno farà le sue considerazioni. Come mai Celeste riesce alla fine a prendere forza? Perché a un certo punto, a metà libero, c'è la morte dell'eroe. Celeste ha un esaurimento psichico, però poi si riprende e si capisce come. Ed è proprio questo, no? Questo passaggio in cui ci sono degli aiuti e ci sono degli sguardi esterni, saggi, che aiutano la protagonista, che un po' è la vita, no? Cioè, succede così, ci sono poi, arrivano, no? Le cose, quindi è così è come uno sguardo su un periodo di una vita di una persona dove però ci sono stati degli episodi spiacevoli, ma c'è riprendo in mano la mia vita. Un libro catartico,
proprio un percorso di questo tipo. Io credo che possa aiutare perché mi è successo veramente, quindi se mi è successo e io l'ho messo giù, l'ho scritto e poi l'ho elaborato, qui ci sono così, dei suggerimenti che possono aiutare le persone anche a fare un po' pace con loro stesse, se non altro. Quindi hanno e che provano dei momenti di difficoltà in cui si riconoscono in Celeste, se non in toto, magari in alcuni aspetti. Infatti dai feedback che ho avuto, ad esempio ho avuto questo tipo di feedback, piuttosto che ma Iago, lo conosco Iago, mi è stato detto, no? Quindi sì, mi sono riconosciuto in questa voce interiore, piuttosto che nello spaesamento, piuttosto che nella relazione, no? Quindi io sono contenta quando ho questi feedback in cui le persone mi dicono mi ha servito o comunque mi ha dato il sorriso in un momento difficile, perché alla fine fa anche ridere, no? E quindi uno si può leggere appunto su più livelli, però è il momento anche di risata dove però dietro ci sono, non dico degli insegnamenti, però magari non miei. Occasione di riflessione, sì, dietro la leggerezza, diciamo, e la godibilità con cui racconti, insomma, questa storia, ma in realtà c'è molta profondità, come dicevamo all'inizio, e molti spunti di riflessione. E un'ultima domanda, Francesca, prima di lasciare eventualmente spazio al pubblico. La vicenda dunque corre, si snoda, in attesa che Iago, questa voce appunto interiore, sfidi in qualche modo il destino. Sì. E tu ti chiedi, e se fosse proprio lui, no? Il Daimon, il principe azzurro? Esatto, perché il titolo Daimon, qualche fatto è fatto, perché Daimon è un personaggio, questo grande principe del destino. Ho preso lo spunto da un libro di Hillman, questo psicoterapeuta, dove lui chiama in causa il demone, la vocazione, quello che ognuno di noi ha in realtà, una strada da seguire. E lui scrive di diverse biografie di persone nel momento in cui è arrivato il daimon, no? Quindi la vocazione, l'ispirazione, devo prendere questa strada e non quella e troverò il mio appagamento, che magari per me è la scrittura, per un'altra persona può essere fare la mamma, per un'altra persona può essere tagliare le rose, cioè ognuno ha il suo. Però è molto importante questo. L'arrivo della vocazione, del destino, è quello il principe azzurro, non gli uomini, ma questo sposarsi con la propria vocazione, la propria via, no? La propria missione. No? Quindi quando uno dice qual è la mia missione, insegnare, scrivere, fare la nonna, ognuno ha la sua missione. E se noi riusciamo a trovarla, la vita comunque in qualche modo ci sorride, perché noi stiamo bene e da lì cambia tutto. Per me, ad esempio, pubblicare questo libro mi ha dato una gioia in un anno difficilissimo. Per me è potentissima, perché come hai detto te, sì, avevo pubblicato altri libri, ma questo è il mio primo romanzo, quindi per me è stato come un bambino, no? L'ho visto, l'ho sofferto perché questa è vita vera, però mi ha dato questa gioia e quindi io credo che il mio Daimon sia questo e allora persevero e continuerò a farlo. E noi ce lo auguriamo perché ci vuole tanta forza e davvero tanto coraggio per raccontarsi in qualche modo attraverso le pagine di un libro, vita vissuta come hai detto giustamente tu, e poi anche per raggiungere questo daimon che è un equilibrio interiore, no? Una realizzazione personale che ti appaga e ti aiuta, ti dà quella spinta in più, quell'energia positiva che ti aiuta a superare le difficoltà e i momenti di sconforto che inevitabilmente tutti quanti abbiamo, per cui noi ci auguriamo veramente di leggere la seconda parte. Peraltro anche è un libro che si potrebbe mettere in scena anche domani, insomma, anche dal punto di vista teatrale, insomma, no? Farci qualche bel lavoro di questo tipo. Vediamo se qualcuno dal pubblico ha qualche domanda e soprattutto se siamo riuscite a fare incuriosire e magari dare qualche spunto in più per chi magari ha già anche letto il libro. Prego, signora. Lo trovo intrigante come trama. Da quello che avete letto non si capisce solo lo spirito, per cui
anche il rapporto fra un personaggio e l'altro, la ricerca di personaggi che in genere uno non frequenta, no? Sì, lo prendi. I personaggi servono, no? Un po' a raccontare Celeste, e quindi sono figure proprio che aiutano l'autrice ad emergere in tutte le sue sfaccettature, no? Sì, è un libro particolare, infatti io ho avuto esempio delle case editrici anche importanti che mi avevano detto sì e poi mi ha detto non riusciamo a collocarlo in nessuna collana perché è proprio qualcosa di molto particolare ed adesso ho avuto una proposta di metterla in scena perché secondo me andrà in scena questo libro e quindi ho avuto anche questo no, quindi non uno. Poi ho avuto una seconda casa editrice molto anche lì importante dove la editor mi ha detto io ti voglio aiutare, ho detto, perché questo libro è bellissimo, mi ha detto ma no, io non posso pubblicarlo con la casa editrice per cui lavoro, però ti aiuto, perché poi la vita è così, e mi passavano di casa editrice dicendo questo è valido, però era difficile. Alla fine ho trovato un editore che comunque in realtà le sue pubblicazioni è una casa editrice che ha fondato Dalai Lama, quindi molto diversa da questo, però negli ultimi 2 anni si è aperta a autori di romanzi però di un certo tipo e quindi ho detto va bene, lo colloco lì perché è un po' particolare. Quindi sì, è proprio da vedere perché non è qualcosa, non è la solita trama, non è la solita storia, non è il solito modo in cui un libro viene proposto, però cioè, per adesso insomma, ho avuto bei riscontri. Ed è Chiara Luce Edizioni, peraltro, no? Quindi Sì, tutto torna. sì, esatto. Celeste, Chiara Luce, sì. Sono tutti messaggi di illuminazioni, no? Di luce, Sì. luce di positività. Racconto solo l'ultimo aneddoto che riguarda proprio il lettering della copertina. Io appunto lavoro nel mondo della comunicazione e tantissimi anni fa ho lavorato con una grafica molto brava che adesso ha uno studio suo e fa lavori a livello internazionale e l'avevo conosciuta, eravamo tutte e due giovani e le ho detto un giorno, un domani quando scriverò un libro mi piacerebbe che facessi tu la copertina. Poi l'ho rivista diversi anni fa e gliel'ho ridetto. Quando ho pubblicato sono andata subito da lei si è specializzata nel lettering, quindi questa scritta Diamond è unica al mondo e me l'ha regalato. E mi ha detto sì, e fa perché anche il mio sogno è fare copertine di libri. E quindi è stato veramente tutto ecco, quindi volevo raccontare anche questa perché lei è molto brava e mi ha regalato mi ha donato la sua arte, no? Quindi questo è molto bello, ci tenevo. Se la vedete è veramente molto bella, veramente molto molto bella. E prima Sì. parlavamo degli audiolibri e penso che ci è piaciuto molto anche ascoltarvi leggere molto molto bene, quindi anche questo è stato un valore aggiunto per noi, insomma, ascoltare dalle voci, oltre l'autrice che entra nel personaggio avendolo scritto, ma anche Elisa, insomma, Sì, brava, sì, è stata brava. Sì, il contrappunto, Sì. quindi abbiamo apprezzato molto, insomma. Ma perché io questo libro l'ho detto alla Francesca, lo sento molto, cioè nel senso che ammiro tantissimo da donna la capacità che lei ha avuto e il coraggio di raccontare delle fragilità che tutti abbiamo in un mondo in cui purtroppo insomma ci chiedono quasi forzatamente di essere tutti perfetti e in cui sui social viene rappresentata sempre comunque una realtà che molto spesso insomma non è quella reale, ma è una realtà artefatta, qualcosa di apparentemente insomma positivo e poi nasconde insomma una verità molto diversa. C'è rimasto ancora poco e la lettura, i libri ci consentono ancora, come in questo caso, invece di ritrovare la verità, qualcosa di concreto, qualcosa di reale, ripeto, una fragilità bella. E poi è una storia a lieto fine, invece, secondo me, il lieto fine c'è, perché il lieto fine è proprio questo equilibrio che Celeste riesce a ritrovare per vivere meglio, che è davvero quello che tutti noi, l'augurio più grande che possiamo fare e farci.
E quindi grazie a Francesca Cerno di essere stata qui a Cervignano. Speriamo di poterlo ospitare nuovamente, magari con qualcosa, qualcuno dei suoi corsi, ne fa veramente tanti, è stato veramente piacevole. Io ringrazio Francesca, ringrazio Lucia Rosetti che fa sempre un lavoro meraviglioso di organizzazione, l'assessore Zanfabro che è stato anche che ha creduto, insomma, no? Perché ha voluto fortemente questa presentazione di questo romanzo, che non è appunto, come abbiamo detto, quello classico, insomma, la storiella, e quindi grazie all'amministrazione di Cervignano e grazie alla Casa della Musica che ci ospita e alle persone temerarie che hanno sfidato il maltempo e ci fanno sperare, insomma, finché ci sarà gente che esce di casa per venire ad ascoltare su una presentazione di un libro, è bello, e speriamo di poter andare avanti così, insomma, è una bella speranza per il futuro. Grazie davvero.